benvenuti. Ancora una volta insieme col nostro Ti girano. E lo capisco perché vi girano, perché vi abbiamo interrotto queste 1000 voci. Ma di voci ne abbiamo anche noi e di notizie anche noi. Benvenuta alla signora Cultura. Grazie, benvenuti anche a lei, signor commentatore, e apriamo subito l'edizione del nostro Ti girano. Dalla Sicily University è stato scoperto che cos'è il fantasma. È una persona che ha problemi respiratori ed è formata dal 90% di succo d'arancia. Tanto è vero che si chiama fantasma. Un uomo di colore scopre la moglie a letto con il compare. Dopo una furibonda lite, il compare è finito in ospedale, Riportando la rottura delle corna che ci aveva fatto il compare. Modena. Particolare rapina messa a segno da 3 giovani che hanno fatto irruzione in un campo di calcetto. Uno dei 3 rapinatori è stato arrestato perché è stato colpito da un calcio di rigore. Mentre faceva il palo. Bene, a questo punto, signor commentatore, ci lasciamo per qualche secondo in linea alla regia perché c'è un servizio in esclusiva che riguarda Luciano Moggi. Quindi io direi di mandare il servizio, l'RVM, vediamo attraverso il monitor, chiamare regia. Aspetta, metto gli occhiali. Pronto regia, dica. Il filmato su Moggi, sì. Non c'è? Non c'è. Ho visto, hanno mandato il rappresentante. Va bene, io chiudo, arrivederci. Bene, Moggi non è potuto essere con noi per ovvi motivi, ma intanto ci ha mandato un suo degno rappresentante. Ma signor commentatore, andiamo avanti con le nostre notizie. Napoli, a mezzanotte un uomo va a sbattere contro un palo della luce. Dopo un volo di 100 metri... Si sono spenti entrambi. Messina, la squadra del Messina Calcio approda in Serie B. L'allenatore ha ottenuto questi risultati perché ha cambiato modulo di gioco. Anziché giocare su grandi spazi, Ha preferito giocare sull'ossetto. Beh, che dirvi, termina qui il nostro Ti girano. Ci scusiamo se ogni tanto girano. diamo la linea a 1000 voci. Anche perché con 1000 voci e 4 notizie sicuramente questa trasmissione va avanti con grande entusiasmo e grande professionalità. Intanto a noi ci gira. Se a voi girano, ci vediamo alla prossima.